COBIS, Veneto, Europa. Quale rapporto tra organismi paritetici e pubblici? Questo è il tema che il COBIS si è dato quest'anno nel dibattito che organizza annualmente con gli RTLS, le parti sociali e tutti gli istituti pubblici che si occupano di prevenzione, sicurezza e anche di controllo, dall'INAIL fino all'ISPISAL. Il tema è sempre la sicurezza, soprattutto nelle piccole imprese. Ci sono state delle ottime riduzioni di percentuali di infortunio nell'artigianato, in particolare in Veneto, però questa propensione a ridurre sembra essere calata, quindi bisogna aumentare la sinergia tra pubblico e parti sociali per far sì che la sicurezza diventi sempre di più una cosa naturale per le piccole imprese e non un'imposizione. La COBIS è una struttura che funziona molto bene e ha permesso in Veneto di essere una punta avanzata nelle relazioni tra pubblico e privato, arrivando a fare cose insieme invece che considerarsi una controparte uno con l'altro. Il COBIS quindi ogni anno organizza questo seminario per darsi le linee politiche di sviluppo nel corso del tempo a venire. Noi abbiamo cercato nel tempo di conquistare la fiducia degli enti pubblici, i quali ce l'hanno riconosciuta nel tempo perché abbiamo lavorato secondo noi bene e abbiamo avuto anche dei premi a livello europeo, che oggi addirittura siamo stati premiati a Baku dall'ISA, che è un organismo che comprende 330 istituzioni pubbliche sulla prevenzione di 158 paesi. E questo per noi ci fa onore e quindi continueremo su questa strada perché finalmente le istituzioni pubbliche ci hanno riconosciuto, pur essendo un ente privato, il nostro ruolo importante nella riduzione degli infortuni e malattie professionali, che è il nostro compito e la nostra mission. Sì, la ricerca TUPAS ha avuto come obiettivo quello di indagare il ruolo delle rappresentanze territoriali per la salute e sicurezza in diversi contesti europei, quindi in Spagna, Italia, Svezia e Inghilterra, ed ha mostrato la rilevanza del sistema italiano, che è fondato sull'istituzionalizzazione della figura dell'RLST a livello normativo, e all'interno delle esperienze italiane l'importanza di avere degli organismi paritetici ben strutturati come appunto il COBIS, che lavora tramite un'ampia presenza di RLST con sportelli diffusi sul territorio e l'utilizzo di comitati paritetici a livello provinciale, portando avanti delle strategie che aiutano a favorire una collaborazione, una cooperazione tra gli attori della prevenzione, tra i datori e i lavoratori, ma anche sul sistema locale. Bisogna però considerare che il contesto italiano è molto differenziato e la istituzionalizzazione del RLST è ancora carente in molti settori e in molte regioni, va dunque potenziata, rafforzata e supportata dalle istituzioni anche. Una collaborazione tra enti pubblici e privati in tema di sicurezza che forse in Veneto funziona meglio che da altre parti. Sicuramente funziona molto bene questa collaborazione, credo perché nel tempo si è un po' strutturata e la conoscenza ognuno delle competenze dell'altro e anche di quello che l'altro vuole nei comuni progetti chiaramente ci ha consentito di fare dei buoni lavori. Sì. Avete anche presentato il COBIS a un consesso internazionale e avete vinto un premio. Abbiamo vinto un'attestazione. ISSA è un forum internazionale che ha come scopo istituzionale quello proprio di raccogliere le buone prassi che arrivano da progetti di tutti i paesi. L'INAIL si è presentata con una serie di progetti, di questi 14 hanno avuto premi o attestazioni, 2 di queste attestazioni hanno riguardato collaborazioni in Veneto, una è questa con il COBIS e risponde in pieno a quello che ci chiede il decreto 81, rendere facile per le piccolissime microimprese l'adozione dei sistemi di gestione della sicurezza. Il tema è particolarmente delicato perché specie in fase di inizio hanno bisogno di un buon investimento. Avere qualcuno che rende easy per le aziende percorrere questo viaggio fa sì che riusciamo a farne adottare di più. Certamente l'ente bilaterale ha la fiducia dell'imprenditore, insieme lavoriamo molto bene, questo è vero.
Master STEPS, cioè il Master in Scienze Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza di Ca' Foscari, ha portato un contributo nell'ambito dello studio, della progettazione, della realizzazione e anche dell'implementazione sperimentale di questa guida operativa sistema di gestione per quanto riguarda le imprese che aderiscono al sistema casa. È una guida operativa che si fonda sulle linee guida dell'INAIL ed è, a mio avviso, oggi un aspetto concreto per realizzare la sicurezza all'interno di microimprese artigiane. Al di là di quelli che sono stati poi gli aspetti di natura territoriale che hanno portato a imprenditori anche di piccola caratura ad avere un sistema di gestione fortemente motivato all'interno del sistema aziendale nel suo complesso, ha avuto anche un riconoscimento recente con un'attestazione nell'ambito di una conferenza internazionale lo scorso maggio a Baku. Direi che in questo senso oggi è annoverata nell'ambito delle migliori pratiche comunitarie e che speriamo possa essere anche nell'ambito dell'occasione di questo convegno un veicolo di lancio per poter in qualche modo aderire nella misura migliore possibile a quelle che sono le esigenze dei lavoratori e degli imprenditori artigiani. A mio parere siamo in una fase in cui come sistema complessivamente, cioè sistema pubblico e sistema privato insieme, dobbiamo concentrarci per passare dalle misure di prevenzione, lo vedo da solo, alle misure di prevenzione efficace. Da questo punto di vista è assolutamente necessario che i protagonisti della sicurezza nelle imprese e gli organi di promozione e controllo definiscano con un'ottica di rete e di interscambio obiettivi comuni, modalità anche di valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione comuni, in modo da portare avanti il sistema con appunto l'obiettivo generale di migliorare le condizioni di sicurezza nei nostri processi di lavoro. Sono già passati 10 anni dall'emanazione del testo unico 81 del 2008 e la realtà è molto diversa, molto differenziata, c'è appunto un obiettivo aumento anche degli infortuni, soprattutto mortali. Si tratta di capire come il sistema delle imprese e anche le rappresentanze dei lavoratori sanno rispondere a questa emergenza. Ecco, credo che uno dei punti centrali sia proprio la possibile sinergia tra intervento pubblico e intervento delle parti sociali, proprio perché appunto c'è uno spazio importante che la normativa mette a disposizione sotto il versante non soltanto della vigilanza ma anche della consulenza e dell'assistenza al mondo delle imprese. Quindi questo credo che sia la prospettiva a cui puntare per far sì che appunto questo tema sia un tema veramente affrontato non soltanto dal punto di vista teorico ma anche molto sul piano pratico.